Buongiorno a tutti quanti, benvenuti alla nostra maratona veneta. Ancora abbiamo ospite, diciamo, tramite sta parola, sta formula 007, che conosciamo tutti quanti, abbiamo in realtà un ospite storico. Perché, se che pensi bene, no? Sto 007, e lei, che avessimo da cercare un personaggio veramente esistito, importante, che potrebbe aver ispirato la narrazione del personaggio inventato 007, ecco, e James Bond per capirsi, ecco, questo personaggio storico sicuramente sarebbe Giacomo Casanova. Cosa che aveva fatto Giacomo Casanova? Beh, sapevamo tutti che aveva gran successo con le donne, e scampava dai preson, che ha scritto anche appunto la sua fuga dai piombi da Venezia, e girava l'Europa, e come si dice, era un agente segreto, e faceva anche questo. Una roba interessante, la sé però, che io sta esiliata a Venezia, appunto, dopo che lei è scampata dai piombi, e per ringraziarsi il governo veneto, in gli anni 70 del 1700, le date non si ha data sicura, però è quello il periodo, e ha traducesto in Veneto, in la sua variante mare, il veneziano, una buona parte dell'Iliade di Omero in veneziano, quindi del conto della guerra di Troia. La roba particolare è perché lui fa sta roba qua per ingraziarsi il governo veneto, perché lui vuole ritornare a Venezia, no? E per ingraziarsi il governo veneto, il governo del Stato veneto, cosa fa? E pensa proprio di glorificare. Cosa? I natali di Venezia, glorificando chi? Glorificando l'origine antica dei Veneti. Boh. E cos'è che fa? E il ciappa, sto qua, appunto l'Iliade di Omero, e la volta in Veneto, in te sua variante, appunto il veneziano. Adesso ve ne leso un tocchetto. E, anzi, l'incipit, l'inizio. La roba bea, la se proprio capire sto ragionamento qua, che per un veneziano del 1700, un 007, diciamo, vero, ante litteram, tradurre in veneto il poema epico più famoso dell'antichità, il primo libro della storia d'Europa, appunto, che è l'Iliade di Omero, ed era un atto di gran amore verso la città di Venezia. D'altronde la città di Venezia non si mica città da qua dentro, e perché non la poteva esistere in quel periodo della guerra di Troia? Ma perché allora che ha tradotto l'Iliade di Omero? Perché non si è messo a tradurre, non so, l'epopea di Gilgamesh che era ancora più vecchia? No, in realtà si è messo a voltare questo perché come che forse savì, ma se no ve lo savare adesso, e dentro l'Iliade di Omero, qui il testo veneto, greco antico, il nome Veneti è popolazione dei Veneti, a se citata, a se nominata. E ora se proprio so che il ganso là, che Casanova, e il dise, ecco, vedi io, lo diserà in te libro secondo, che sul catalogo, quando traduce il catalogo delle nave, appunto, degli alleati dei troiani, e tra questi che si i veneti, ecco, la vicin e la noterà, o magari vi faccio un screen, vi faccio vedere, e è seccata anche qua dentro, su questa edizione qua, che è quella completa, e dicevo, là noterà, vicin, dove che farà la frase, dice, i veneti, da dove che i veneti si vegnui, che poi si vegnui a far case sui palui, cioè sui palude. Ecco, quindi i Veneti che erano in Asia Minori, si arrivati in quel che ancora noi chiamiamo la Venetia, cioè il territorio veneto, e dopo i farà sostanzialmente e si sta in mezzo ai palue, solo del tutto ovviamente rialto, che non coniate, chiamiamo Venezia. Voi che vallese, perché sei veramente, anzi dicevo, è lui che annota a mano, perché là che sei anche i manoscritti, e se vedo che sei i manoscritti a proposito di questa gran opera in lingua veneta, dice all'archivo di Stato di Praga. Boh, pensate, d'altronde uno che viaggiava, si resta di là. E dicevo, ve leso qua l'incipit perché è interessante, no? Qua vedremo qualcosa del livello linguistico, ma quello che era bello era proprio che citava Strabon. E che ha scritto a man proprio, vicino al verso che parlava dei Veneti, i Veneti antichi, qui nell'Asia Minor, e ha scritto Strabon, perché infatti era proprio l'autore antico Strabon che diceva, Strabone in italiano, che diceva che i Veneti, chi sente il nord adriatico, i Veneti che siamo i nostri diciamo avi tendenzialmente, era discendenti di quei che viene a citare in Telidiade.
E ora capì l'importanza. E ora vi ho leso, così sentiamo cosa che, come che è l'inizio dell'Iliade di Omero in Veneto, in variante veneziana. Grandea che covoè se tanto cara, del gran fio de Peleo cantea bie, coera rovinosa, orrenda, amara, despetto atroce dell'ardente Achie, cantè quanto che l'ira costa cara, l'anime de mie eroi e mie morti, e all'orido inferno condanai da cani e corvi i corpi devorai. Bene, eh? Adesso anche il secondo, che è bea. Seconda strofa, seconda stanza. Quando che penso che a gran rovina son sforza a dir che Dio cusia voesto, perché si ben che l'uomo a mente fina, quando che il vol far mal a queo e a questo, nonostante il se calma e nol combina, un cumulo de guai tanto funesto. Donca esta causa un Dio, musa sincera, disene in cortesia, sto Dio chi esera. E ora con sta bella citazione spero che vi abbia piaciuto, disime se vi piace anche questi intermesi letterari, perché che ne sei di roba, che ne sei una libreria piena e ora che li buttiamo dentro anche sua maratona veneta. Mi vi ringrazio tutti quanti, tagliamo come di consueto, ormai savi come che funziona la storia, a fine video tagliamo la nostra seta che abbiamo fatto, ecco il nostro soba e mancano altri 85. Ciao se vediamo domani.